siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow! Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meis, bentrovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecchè, il nostro notiziario con le news dall'Ogliastra. Oggi apriamo con una denuncia che arriva da Barissardo. Michele Riontineo ha 50 anni ed è un paziente affetto da SLA, convive con questa malattia da 17 anni. Michele è costretto a letto appunto a causa di questa malattia che affronta con dignità e coraggio ed è sempre molto combattivo. Nei giorni scorsi ha denunciato una situazione che purtroppo si sta perpetrando da tempo, non riceve non riceve la fisioterapia regolarmente come dovrebbe. Per parlare di questa situazione abbiamo al telefono il suo caregiver Gabriele Lai. Buongiorno Gabriele. Buongiorno Federica, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Stella e grazie soprattutto per averci dato uno spazio per parlare di questo problema che riguardava Michele da un po' di tempo. Esatto Gabriele, Michele nei giorni scorsi ha denunciato tramite un post sul suo social network Facebook che non riceve regolarmente la fisioterapia che è prevista dal suo piano terapeutico. Ci racconti un po' quindi qual è la situazione? Esatto, allora la situazione è che non è che un giorno Michele si è svegliato perché non gli hanno fornito la fisioterapia, quindi ha denunciato questa cosa così. No, è una situazione pregressa che si protrae da tanto tempo, che già qualche anno fa era venuta alla ribalta, poi comunque apparentemente risolta, ma poi punti a capo diversi mesi fa ci siamo ritrovati nella stessa situazione. Qual è il problema? Perché non gli viene garantita regolarmente? Allora, il problema è che, almeno quanto riferiscono gli operatori della cooperativa, che non hanno abbastanza personale per soddisfare tutto il territorio. Però questo ovviamente non deve essere un problema per Michele, cioè nel senso non è che Michele per questo loro problema non deve usufruire della fisioterapia che per lui è un bene primario. Essenziale. Soprattutto perché lui è un paziente di terzo livello, data la complessità della patologia e anche dallo stato in cui lui attualmente si trova, quindi è totalmente a carico delle cure domiciliari, in questo caso del distretto dell'ASL di Lanusei e del distretto di Tortolì, e loro sono obbligati a fornirgli il trattamento fisioterapeutico quotidiano dal lunedì al venerdì.
Ho capito. Avete avuto qualche risposta al momento? Allora, sì, una risposta c'è stata almeno detto che in 48 ore avrebbero risolto il tutto. Noi speriamo e attendiamo fiduciosi che questo avvenga, non solo per Michele, ma tutte le persone che come Michele usufruiscono della fisioterapia, ma purtroppo per loro motivi non riescono a effettuare. Perfetto, grazie Gabriele Grazie a voi, Federica. per essere intervenuto, e speriamo davvero che la situazione si risolva al più presto per Michele, ma anche Michele dà voce anche ai tanti pazienti affetti da SLA, si fa un portavoce. Vorrei aggiungere, Federica, che non si debba mai arrivare a estremismi di questo genere per poter ricordarsi che ci sono queste persone che hanno bisogno di fare la fisioterapia, quindi non si deve ricorrere a chiamare la stampa o i giornalisti per dover ricordare a loro quello che dovrebbero fare quotidianamente. Quello che è un diritto. Un diritto, esatto, un sacrosanto diritto. Grazie mille Gabriele. Grazie a te, Federica. Grazie. Noi abbiamo anche sentito l'ASL Ogliastra sulla situazione di Michele. Leggiamo la nota che ci è stata inviata. Siamo dispiaciuti per il paziente, per i disagi manifestati, e faremo di tutto per risolvere il problema e venire incontro alle sue esigenze. Così l'ASL Ogliastra interviene sul caso di Michele Riontino, malato di SLA, residente a Barisardo. Siamo consapevoli delle innumerevoli difficoltà che quotidianamente i pazienti come il signor Riontino si trovano a dover fronteggiare, spiegano dall'azienda. Proprio per questo l'ASL Ogliastra e la cooperativa Serena di Lanusei, a cui sono affidate le cure domiciliari di cui il paziente fruisce, sono costantemente impegnate per soddisfare i bisogni sanitari di tutti gli utenti in carico. Nel caso del signor Riontino, per motivi organizzativi è stato necessario modificare gli orari di erogazione dei trattamenti fisioterapici che sono previsti per 5 giorni alla settimana dal suo piano terapeutico. Viste le difficoltà da lui manifestate, faremo di tutto insieme alla cooperativa per andare incontro alle sue esigenze e mettere a disposizione un professionista agli orari da lui richiesti. Questa è la posizione dell'ASL Ogliastra, che quindi speriamo che la situazione, così come dicono anche nella nota, si risolva al più presto. Per Michele abbiamo anche un videomessaggio che ci ha inviato, lo mandiamo. Ciao Federica, a voi malati, abbiate sempre il coraggio di denunciare, e voi politici aiutateci a vivere senza essere un peso per la società. Grazie. Ecco, questo era il messaggio di Michele Riontino alle persone affette da SLA come lui, e soprattutto alla politica. Bisogna sempre ricordarsi che bisogna tenere alti i diritti di tutti e soprattutto garantire ai pazienti gravemente disabili tutte le cure di cui hanno bisogno. Noi ora andiamo avanti, cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. C'è stato un intervento della Guardia Costiera la notte scorsa a 30 miglia dal porto di Arbatax per un'imbarcazione in difficoltà, una barca a vela in balia delle onde a causa del maltempo. A bordo c'erano 3 turisti francesi. L'imbarcazione che ha subito un'avaria alle vele procedeva a motore, ma dopo alcune miglia ha terminato il carburante, lasciando l'equipaggio nella pericolosa situazione di deriva in mare in scenario notturno. La richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Arbatax attorno alle 2 della notte. Sul punto di coordinate comunicato l'equipaggio della motovedetta CP 811 della Guardia Costiera di Arbatax si è
recato sul posto e ha riscontrato le condizioni meteo marine in peggioramento, con mare mosso e raffiche di vento fino a 30 nodi. Per situazioni di sicurezza i diportisti sono stati trasportati a bordo della motovedetta della Guardia Costiera per il rientro in porto. Subito dopo l'intervento sono state acquisite le prime informazioni da parte del personale dell'ufficio circondariale marittimo di Arbatax, guidato dal comandante Mattia Caniglia, per costruire la dinamica dell'incidente, e poi per l'imbarcazione a vela di circa 15 metri che è rimasta alla deriva si è formalizzato immediatamente il pericolo tramite la richiesta di emissione di un avviso urgente ai naviganti. Tutto si è concluso comunque nel migliore dei modi e i 3 diportisti francesi sono stati soccorsi. Andiamo avanti, ora passiamo a Cardedu. L'Arma celebra la Virgo Fidelis, messa solenne ieri per la patrona dei carabinieri. È stata festeggiata ieri mattina a Cardedu. Il parroco Ernest Berobicon ha celebrato una messa nella chiesa di San Paolo per l'occasione gremita, e durante l'omelia ha ricordato i militari prematuramente scomparsi negli ultimi mesi che hanno prestato servizio in Ogliastra e nel Nuorese: Alex Boccella, in passato nella compagnia di Lanusei, Leonardo Todaro nel comando di Nuoro, e Ignazio Moretti, comandante della stazione di Villa Grande, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Ne abbiamo anche dato notizia. Alla cerimonia era presente una delegazione del comune di Tortolì, composta dalla presidente del consiglio comunale Mara Magé e dall'assessora al turismo Rita Cocco. Inoltre hanno partecipato diverse autorità militari, religiose e civili, tra cui i sindaci e delegati dei comuni appartenenti al territorio delle compagnie dei carabinieri della zona. Andiamo avanti, ora parliamo del 25 novembre. Tortolì, il comune di Tortolì organizza una serie di iniziative per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A curare l'organizzazione è la commissione pari opportunità del comune, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere. Si comincia domenica 24 novembre alle 17:30 al Teatro San Francesco. La serata verrà aperta dall'attrice Giuseppina Mirigliani, che si esibirà in un monologo. Al termine ci saranno i saluti del sindaco Marcello Ladu e la presentazione delle componenti della Commissione per le pari opportunità. A seguire interverranno 6 donne che rivestono ruoli diversi nel tessuto economico-sociale del territorio, porteranno la loro testimonianza. A moderare la serata sarà la giornalista Giusy Ferreli. Il 25 novembre invece, la mattina dalle 9:30, nella palestra delle scuole medie Scorcu sarà dedicata all'apprendimento delle tecniche essenziali dell'autodifesa. Aprirà l'appuntamento con i saluti istituzionali la consigliera provinciale delle pari opportunità Lorenza Urrai. A seguire, le alunne frequentanti la seconda e la terza media potranno partecipare alle lezioni su alcune tecniche di Brazilian Jiu-Jitsu tenute dal maestro Alessandro Fadda e da alcuni istruttori. Il programma si completa poi con la possibilità per tutte le donne presenti di cimentarsi in queste tecniche di autodifesa. Un commento della presidente della Commissione per le pari opportunità del Comune, Irene Murru: siamo consapevoli del fatto che c'è ancora molta strada da fare per contrastare la violenza sulle donne, che è anche psicologica, così come il pregiudizio insito nel linguaggio e nella mentalità comune rispetto alla condizione femminile. La parità deve partire da un cambio di rotta sociale e culturale, ha detto la presidente Irene Murru. Chiudiamo il nostro notiziario con un bellissimo evento che si terrà domani a Ulassai, perché c'è l'inaugurazione di una nuova mostra che si chiama Il gioco dell'arte. È un'esposizione voluta dall'amministrazione comunale di Ulassai ed è finanziata con fondi PNRR, rientra in una serie di iniziative che ormai sta portando da tempo avanti il comune di Ulassai. Ma per parlare di questa nuova mostra abbiamo il piacere di avere al telefono con noi il suo curatore Gianni Murtas. Buongiorno. Buongiorno,
I curatori sono 3, anche Antonello Carboni e Chiara Manca. Perfetto, uno dei curatori. Sì. Uno dei curatori, sì. Sì, abbiamo fatto a più mani. Allora, è una mostra che è un po' figlia della Biennale appena conclusa, perché sono 6 artisti che erano presenti, perché abbiamo pensato che sarebbe stato interessante adesso che c'è Casa Cannas, un museo Cannas, e che permette insomma di approfondire con delle mostre alcuni artisti presentati, che ne abbiamo scelto 6 che sono Argiola, Scaredda, Fanari, Idili, Megli e Pivi. Sono tutti originari ovviamente della Sardegna, di vari posti, ma negli ultimi anni hanno vissuto quasi tutti per lungo tempo a Milano. Sì. E quindi abbiamo voluto approfondire, creare una sorta di approfondimento dell'opera che si era vista alla Biennale. La mostra verrà inaugurata domani, ci dice domani alle 11 al CAMUC, se non sbaglio. Sì. Alle 11. La mostra sarà visitabile fino a tutto febbraio, fino al 28 febbraio. Fino al 28 febbraio. Febbraio, sì, che è una domenica se non sbaglio. Una mostra che comunque si rifà a uno dei temi preferiti della maestra Maria Lai, il gioco. Ma certo, l'arte è un gioco, ma come diceva appunto Maria Lai, è un gioco molto serio, bisogna giocare seriamente perché ha tanti significati e tante scoperte dentro. È un po' quello che si propone, esattamente questo, no? Un percorso dentro opere. È una mostra relativamente piccola, non è, però proprio dovrebbe essere fruibile per questo. Poi un po' si ricollega anche ad una parte dell'esposizione di Maria che sta ai piani superiori, perché in questo momento la stazione è chiusa per restauri e quindi si collegano molto bene, no? Dialogano, o almeno noi speriamo che lo facciano. Questa mostra quindi è un approfondimento tematico dei 6 artisti che insomma sono stati già conosciuti nella Biennale. Io volevo chiederle come sta rispondendo e come ha risposto il territorio di tutte queste iniziative molto importanti, queste mostre che si stanno tenendo a Aulassa. Diciamo che c'è molto fermento, in particolare a Aulassa, e se ci fermiamo in Ogliastra ovviamente. Certo, no, allora la Biennale è stata molto vista, e questo ci fa ovviamente piacere perché è stata una cosa anche impegnativa, era una mostra effettivamente con un certo spessore che era perfetta per inaugurare completamente lo spazio di Casa Cana del CAMUC, completamente restaurato, è davvero molto bello, e la Biennale ha consentito che si potesse sfruttare in tutti i modi, perché sono stati usati i piani per l'esposizione, la parte piano terra per fare laboratori e convegni. Insomma, diciamo che quello che Maria avrebbe sempre voluto, il Comune lo sta realizzando adesso a distanza di qualche anno, perché il piano, fin da quando la stazione dell'arte nasce nel 2006, era di farne un punto, no, di riferimento, di aggregazione, di proposta, ed è esattamente quello. Una Biennale richiede un lavoro molto grande, ma poi fra una grande esposizione ed un'altra ti rimane il tempo per approfondire alcuni aspetti, no? In questo caso alcuni aspetti interpretativi legati proprio al gioco dell'interpretazione, no? Un'altra delle cose che Maria Lai diceva sempre è che qualunque esperienza d'arte contemporanea poi va assimilata e interpretata da chi la guarda, altrimenti rimane muta. E quindi il tentativo è un po' quello, no? Costruire pian piano, e quindi noi speriamo che anche questa sia vissuta, sia fruita. Devo dire che abbiamo avuto anche, per esempio, abbiamo fatto dei laboratori per i bambini delle scuole che sono andati molto bene, perché anche quello è un po' l'intenzione, l'obiettivo, allevare, dare la possibilità ai ragazzi molto giovani di frequentare, di familiarizzare. Importantissimo. La cosa è piaciuta.
Sì. Immagino, benissimo. Allora io la ringrazio tanto e noi ricordiamo ai nostri radioascoltatori domani alle 11 l'inaugurazione della mostra al CAMUK Aula Assai, quindi chi può assolutamente. Comunque la mostra sarà felici. Si può visitare nelle vacanze di Natale, eccetera, eccetera. Perfetto, grazie mille e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Ecco, abbiamo sentito uno dei curatori della nuova mostra di arte contemporanea, il gioco dell'arte, Gianni Murtas, che insieme a Antonello Carboni e Chiara Manca appunto cura questa nuova mostra. Domani l'inaugurazione alle 11 al CAMUK Aula Assai. E con questa notizia chiudo il notiziario di oggi. Vi ricordo, prima di lasciarvi, l'appuntamento di domenica. La domenica c'è Stella Sport, ore 15. Non mancate con il mitico Gianni Tangiano e tutti i cronisti sui campi di calcio ogliastrini. Noi invece torniamo lunedì con la nostra consueta rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla super regia di Roberta Alloi. A lunedì.